tra i vari acquisti qual è quello che le è piaciuto di più? Giovanni, come si chiama? Chi? L'olandese. Nolan. Nolan. Quello di Batman. Sì. Forza Napoli. Schipi di Poppi. Tipi di Poppi. Gente di Maro, eccoci qua. Anche quest'anno torna più forte che mai Gente di Maro. Noi di Alici come prima siamo a Di Maro per Calcionapoli 24 per raccontarvi il ritiro del Napoli. Siamo venuti stamattina e noi ce ne andiamo ormai. Sono circa 10 anni che vengo tutti gli anni. Come li stai vedendo? È già un divertimento vedere KDB e Mecca Fratema giocare insieme, già è tanta roba. Procede tutto bene, la squadra la che in volo. Il presidente non sta facendo cose giuste, sta comprando i giocatori che ci vogliono. Parte benissimo, siamo una grande squadra. Io li ho visti Allegri, stanno bene. Li ha visti Conte, Allegri l'hanno visti al Milan. Infatti. Qua ci stanno dando tutti quanti per favoriti. È giusto. O vogliamo fare due scongiuri? C'è bisogno, sono troppo forti. E poi Mecca Fratema là. Allora, non so cosa è più sbagliato, se la maglia di Kvaratskhelia o sti pantofoli che i calzettino bianco. Il Napoli quest'anno ha cambiato rotta, quest'anno partiamo con i favori del pronostico. Che prospettive ci sono mo per questo nuovo anno? Prospettive rosee. Diciamo che confermarsi in campionato non è mai una cosa semplice. Io sono fiducioso, di quest'anno vinciamo tutte coppe. Non ce n'è per nessuno quest'anno. Rivincerlo e poi puntare quantomeno a una semifinale di Champions. Credo che in Europa possiamo dire la nostra, senz'altro. L'anno prossimo veniamo a vincere, a festeggiare la Champions. Non dimenticare che è l'anno del centenario. Confido di più nella Champions però. Dobbiamo alzare qualcosa, un trofeo molto importante per i 100 anni. La Champions perché il nostro presidente vuole quello. Mo mezza coppa che reccia. L'anno passato era vincere l'Inter o triplete che non ha vinto niente, ma quest'anno vinciamo noi. Non lo diciamo. Io vinciamo triplete quest'anno, sono fiducioso. Però mo tutti quanti ci danno per favoriti. Stanno pieno di invidia. Teniamo con l'occhio in gol. Vabbè, ma chi ce ne porta? Si minaccia tipo con cielo, che ti mamri? Gli scongiuri, il cuore, ricorda il bicore, ti mamri. Ci vanno a seccare loro, però noi siamo più forti della scaramanzia. Su Milano, si deve stai, non era manca lui ci picchiani, ma non. Tremate, che il Napoli sta arrivando. Ti dici prima una cosa, però, io sono gioventino, la verità. Tu giuri fatica, che sto compagno mi è venuto a casa, è venuto a fare un ritiro a Napoli, però io sono gioventino. Quindi sei juventino? Io sono juventino, sfegatato. E quanto stai accusando? Assai. Però Conte è il mio allenatore preferito. Ma è meglio Tudor, no? Insomma, siamo ingolati chi sta. Già dal primo giorno sul campo di allenamento si sono visti tanti volti nuovi. I nuovi acquisti, c'è uno che la stuzzica maggiormente? Mi stuzzica quello del Bologna, voglio vedere Beckham, credo che si chiami. Come? Beckham del Bologna. Sembra un supereroe, Beckham. De Bruyne è un campione, è il migliore. 34 anni che c'ha, però ci vuole in mezzo al campo qualcuno di esperienza come Lukaku, perché tutti i giovani nemmeno possono stare. Se vogliamo vincere, ce ne sta gente che tiene e Palazzo. E loro che sono? Hai visto già, diciamo, fluidità nella sgambata oppure giustamente ancora un po'? Già sono duri. Sono già duri. Turgidi. Partiamo per vincere tutto. Noi ormai proprio l'abbiamo seppellita, quella famosa scaramanzia napoletana, è andata. Basta, è andata. Con De Bruyne, Nolang. Hai fatto una crasi tra il nome e il cognome, giustamente. Sì. Con il mister per la salute dei juventini che ci invidiano sempre a morte, che noi abbiamo il mister più forte d'Italia e d'Europa. Loro hanno Tudor, la ruota di scorta. Che cosa rappresenta l'acquisto di De Bruyne per il Napoli? Fa grande una squadra, dovunque lui va, certamente è un giocatore che comunque è conosciuto in tutta Europa. Credo che alcuni anni fa De Bruyne non sarebbe mai, ma neanche pensato di venire al Napoli. De Bruyne dimostra che è cambiata questa cosa qui, che determinati giocatori come De Bruyne, ma lo stesso McTominay che qualche tempo fa ce li sognavamo. 2 anni fa eravamo campioni d'Italia e qui si respirava un clima di incertezza perché erano andati via Spalletti, era andato via Giuntoli, giocatori che arrivavano però non erano grandi nomi. Adesso è tutto un altro discorso. Credo che stiamo aprendo un bel ciclo. I presupposti ci sono, la campagna acquisto è stata fatta.
I giocatori effettivamente sono arrivati e non ancora ci sono state fatte quelle cessioni e non ancora ci hanno mollato che la palla opera. Non so, se si capisce la palla a piede, si capisce. Penso Non lo so, a chi ti riferivi? a Osimhen. E a questo punto ci troviamo, lanciamo un messaggio a Osimhen. No, è me che se ne va via perché non ci serve più, Osimhen. Vattene quanto prima. Vitto, vattene in Turchia, non fai manco 10 gol, non fai. Vattene subito, non ti supportarmi più. Come uomo è piccolo piccolo. Lo paragono un poco a Balotelli. Lota. Come atteggiamento e come maturità. Se ne dai è normale. Non lo voglio proprio a Napoli. Quando se ne va oggi, domani? Che non è un uomo. Poi ce l'abbiamo l'attaccante. È Romeo. Lukaku. La deve dedicare alla sua Giulietta quindi questa stagione. Sempre. Sono napoletano acquisito, io papà veronese, mamma vicentina, nonna materna bergamasca. Non c'è zecco niente con Napoli, io, però da quando sono piccolo lo tifo e sono innamorato di Napoli. Mi chiamano tutti il Napo vicentino. Bellissimo. È una storia, sì, bella storia. Quindi un saluto dal Napo vicentino. Un saluto. Forza Napoli. Sempre e comunque. Io abito a Varese, quindi vedo parecchie TV del nord e ci hanno scassato a Waller, scusate se si può dire, perché sempre l'Inter è qua, Galattici, questo e quell'altro, hanno fatto la fine dei botte a muro. Parlano del Napoli, denti stretti, e noi stiamo godendo al massimo, stiamo godendo, veramente. Che cosa è successo al presidente che improvvisamente ha cambiato rotta? Questo non te lo so dire. Si sono sanate le spalle. Tutti quelli che chiamano pappone o presidente si dessero all'ippica, anzi no, a curling, perché basta criticare il presidente. Che gli vuoi dire oggigiorno al Basta, presidente? al presidente che è un grande. Io penso che De Laurentiis sia stato il miglior presidente della storia del Napoli e non solo del Napoli. In serata con una velocità assurda ha raggiunto i nuovi compagni e anche il nuovo acquisto a Lucca, con tantissimi tifosi ad aspettarlo. A chi state aspettando? A Lucca. A chi state aspettando? A Lucca. Ah, ok. Di Lucca parleremo meglio domani nella seconda puntata di Gente di Maro.